Torna a crescere il numero dei contagi e delle vittime. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in sostegno degli operatori sanitari. Da Madrid il nostro inviato Gianmarco Sicuro. C'è una frase americana che a me piace tanto che dice "Solidarity is contagious", la solidarietà è contagiosa. È vero, perché abbiamo visto tanta gente che... Quique Sarasola è stato il primo ad offrire i suoi hotel per i medici e gli infermieri che non potevano e non volevano tornare a casa per non mettere a rischio i loro familiari. Non sono io chi decido chi va all'albergo, è il sistema sanitario o un ospedale in concreto che dice questi medici hanno fatto un turno di 20 ore. All'inizio è stato questo hotel di Madrid ed ora sono 250 le camere della catena Roommates messe a disposizione nella sola capitale spagnola, 20 in tutto gli hotel nel mondo, tra cui uno a Firenze e 2 a Milano. E tutti noi stiamo spingendo per aiutare, uno è più grande, più forte. Ogni sera lo stadio dell'Atletico Madrid si accende per applaudire medici ed infermieri. Come in Italia, anche in Spagna il personale medico viene celebrato ogni giorno. C'è un movimento enorme di solidarietà, di gente che sta aiutando. Quique li chiama i miei eroi e ammette di commuoversi all'idea che ogni sera possano trovare un rifugio sicuro nei suoi hotel. È gravissima la situazione anche negli